Incidenza pari a 151 casi ogni 100.000 abitanti, RT a 1,12, ma fortunatamente tassi di ospedalizzazione ancora contenuti, 12% per le terapie intensive a fronte del limite del 30% e 14% per l'area non critica, dove la percentuale da non superare è del 40%. Con questo RT superiore ad 1, il passaggio in arancione del Veneto è però pressoché scontato. Abbiamo una regione che rischia di passare, anzi dico rischia perché è corretto dirlo finché non ci sarà la determinazione domani e se accadrà dal lunedì, ricordiamolo ai cittadini, in area arancione, però con dei tassi di ospedalizzazione ancora affrontabili. Certo è che siamo preoccupati dall'andamento, da quello che sta accadendo nelle altre regioni. Ai cittadini dico che se vogliono veramente che questa storia finisca velocemente e abbia un impatto basso, bisogna che tutti noi ci mettiamo in testa di utilizzare la mascherina e il distanziamento e l'igiene delle mani. Punto. I contagi nelle scuole sono in aumento, la provincia più critica è quella di Padova, dove il numero di positivi è quasi vicino a 200. 250 è il parametro che impone la chiusura e sono già molte le classi in quarantena. Però è pur vero che adesso si sta facendo un'analisi per capire a livello subregionale, di capire se ci possono essere delle aree omogenee da considerare, perché non è che tu puoi aspettare superare il 2,50 a livello regionale quando sai che Padova è già a 200 e quindi probabilmente la prossima settimana avrà, se continua così, rischia di andare veramente come prima realtà a splafonare quei 2,50 o arrivarsi da vicino. Dopodiché capite che tutto è relativo al fatto che bisogna valutare anche la situazione epidemiologica generale. Vedete che ad esempio, guardate per fasce d'età, scuola, secondaria e secondo grado, più 51, cioè 51 positivi su 51 che ne avevamo, quindi è del 100% l'aumento della positività nella secondaria di secondo grado. Secondaria di primo grado, le medie, siamo passati da 52 positivi della prima settimana a 83. Quindi non sono percentuali questi, ma sono numeri assoluti, più 31, però la percentuale la vedete, insomma, più del 50%. La capacità vaccinale quotidiana in Veneto è di 17.000 persone, al momento è impiegato solo personale sanitario pubblico, a cui si aggiungeranno i 3.000 medici di base, portando a 45.000 le dosi somministrabili al giorno, sempre che aumentino le dosi che nelle prossime settimane dovrebbero essere raddoppiate. Molto affidamento si fa inoltre sul vaccino Johnson & Johnson, che sarà approvato da EMA l'11 marzo e che sarà disponibile ad aprile.